Chiederà chiarezza sulla maggioranza che sostiene il suo governo e il presidente della regione Crocetta alla luce di quanto sta avvenendo in casa del Partito Democratico, con la paventata scissione da parte dell'area Bersani d'Alema e dall'area renziana. Al momento fanno parte della compagine di governo che ruotano intorno all'area minoritaria l'assessore alla formazione professionale Bruno Marziano e i due deputati regionali Mariella Maggio e Pino Apprendi. Intanto Crocetta va per la sua strada con il suo movimento aperto a tutti di chiara impostazione autonomista. Riparte Sicilia, presentato sabato scorso a Palermo, alla presenza anche del vicepresidente della regione, l'agrigentina Mariella Lobello, e del senatore Giuseppe Lumia. Prossimamente il movimento Riparte Sicilia sarà presentato anche nella nostra città. Riparte Sicilia, cosa si differenzia dal megafono? No, intanto cosa si differenzia dalla politica? È un non partito. Mi sembra questa una cosa geniale, di essere un non partito, perché fino ad oggi anche i movimenti hanno scimmiottato i partiti tradizionali, nascevano per fare i movimenti. Questa invece è una rete democratica di circoli, di movimenti che si mettono insieme attorno a un grande progetto che innanzitutto è in difesa della Sicilia e dei siciliani e di sviluppo della Sicilia, che lavora per fare una grande coalizione dell'autonomia siciliana, quindi un progetto diverso. Il megafono continua a esistere, è uno dei movimenti che aderiscono, che ha una capillarità importante e non è escluso che anche il megafono si presenterà anche alle elezioni con una propria lista, però noi vogliamo mettere insieme un movimento di grande autonomia che parli al popolo siciliano, perché sicuramente né i sindaci né il presidente della regione può essere deciso a Roma, si decidono le cose a Palermo, a Catania, a Messina e in Sicilia, non si decidono a Roma. Sicilia, Mariella Lobello, coordinatrice siciliana di questo movimento, ha elencato anche una serie di persone, di comitati che lei sta organizzando in tutta la Sicilia. Saremo presenti in tutta la Sicilia, non attraverso Riparte Sicilia, ma attraverso questo luogo, questo spazio a cui possano aderire con le proprie identità, con la propria storia, ma soprattutto con il proprio futuro, movimenti, associazioni, insomma il fare politica intercettando i bisogni, ma nello stesso tempo progettando la soluzione di questi. Questo è un po' Riparte Sicilia. Dopo che i siciliani hanno a questo governo affidato il compito di risanare i propri conti e di rimettere la Sicilia in carreggiata, adesso siamo pronti a fare in modo che la Sicilia possa ripartire, una Sicilia diversa da come l'abbiamo trovata, una Sicilia che finalmente a testa alta possa progettare il proprio futuro partendo però da una Sicilia sana.